Simeoni ci ha raggiunto in studio, consigliere provinciale di Patria Furlane, per dire, Simeoni, che anche per la provincia di Udine siamo all'ultimo valzer, oppure il lissio deve ancora cominciare? Ma un po' credo dipenderà anche dal 4 di dicembre dai risultati, perché se il presidente Fontanini ha preannunciato ricorsi, credo che la struttura abbia già valutato la fattibilità della cosa, e senz'altro questa decisione del commissariamento per quanto riguarda il passaggio di competenze dell'edilizia scolastica e questa modifica poi della legge di abolizione delle province, che ha passato in questo momento, ha lasciato le proprietà degli edifici scolastici ai comuni, passato la competenza in maniera provvisoria al comune di Udine che subentra alla provincia, però le spese, le bollette rimangono comunque in capo alla struttura della provincia di Udine, che deve comunque garantire bilancio e personale per dedicare a queste cose. Credo che stia creando un allungamento della catena decisionale, una diseconomia che qualcuno alla fine poi dovrà essere chiamato a rispondere, e spero tanto che alla fine i conti vengano fatti, un esposto anche alla Corte dei Conti. Senta, però